Grazie per l'opportunità di presentare una soluzione per il vigneto. Io sono Nicolò Frasso, sono il Biostimulant Customer Agronomist per Corteva, nello specifico del nuovo segmento di Corteva che è Corteva Biologicals. Prendo l'inizio di questa presentazione per spiegarvi che cos'è Corteva Biologicals e qual è la strategia e la filosofia di Corteva Biologicals. Corteva Biologicals è il terzo pilastro di Corteva, quindi a fianco alla protezione delle piante, a fianco alla produzione di sementi con il ramo Pioneer, Corteva sta entrando nel mondo della biostimolazione e della nutrizione speciale proprio con il brand Corteva Biologicals. Lo scopo è quello di andare a lavorare sulla protezione e la difesa del potenziale produttivo delle singole culture, esse orticole o fruttifere, costruire piante più resilienti, e qua appunto ci si lega anche al discorso e al tema di questo convegno specifico, e aumentare le prestazioni sia quantitative che qualitative. Come nasce Corteva Biologicals? Nasce dall'acquisizione che ha fatto Corteva 2 anni fa di 2 aziende leader nel mondo della nutrizione per quanto riguarda Stoller e della microbiologia per quanto riguarda l'azienda Simbor, quindi prodotti che entreranno nel catalogo dalla prossima stagione arrivano da queste esperienze. Arriviamo alla soluzione che Corteva Biologicals propone questo pomeriggio per la vite. Stiamo parlando di Utriscia N. Utriscia N è un biofertilizzante composto da Methylobacterium symbioticum SB23. È importante il nome e il cognome di questo specifico batterio perché è un ceppo brevettato e quindi è esclusivamente disponibilità dell'azienda Corteva. È una polvere bagnabile. Come si applica? Si applica per via fogliare a dose di mezzo chilo per ettaro. Il timing di applicazione che è stato individuato per la vite è BBCH 55, quindi in prefioritura. Come funziona il Methylobacterium e quali sono appunto le sue modalità di colonizzazione delle foglie? Si applica, come detto, per via fogliare ed entra all'interno della pianta attraverso gli stomi, quindi è importante avere delle accortezze nel momento dell'applicazione. È importante che la pianta sia in un corretto stato di vigore e che non abbia gli stomi chiusi, quindi mi raccomando, ecco, l'orario di applicazione è importante, preferire sempre le applicazioni al mattino presto per consentire che appunto il batterio possa entrare negli stomi. Una volta che è entrato negli stomi, questo batterio cosa fa? Va e colonizza l'apparato fogliare, anche quello delle nuove foglie, perché all'interno della foglia il batterio andrà a moltiplicarsi e a svilupparsi, andando alla ricerca di che cosa? Di metanolo. Il metanolo è una molecola di scarto per la pianta che è naturalmente prodotta dalla dimetilazione di macromolecole quali il DNA, oppure le proteine, in particolare le pectine della parete vegetale. Quindi più la pianta sta crescendo, più il metanolo viene prodotto e più questo metanolo verrà utilizzato dal Methylobacterium per fare cosa? Per fare azotofissazione. Quindi utilizzando il metanolo come base di carbonio per il suo processo biochimico andrà a produrre azoto rendendolo immediatamente disponibile nelle foglie. Una volta appunto che il batterio è entrato nella foglia, cosa fa? Si muove per mezzo del suo flagello e quindi va a mobilitare nelle nuove foglie che la pianta sta producendo, e come vedete la temperatura anche ottimale per questo processo di colonizzazione ha un range molto ampio, stiamo parlando dai 10 ai 30 gradi. Una volta che il batterio è dentro le foglie, che cosa fa? Come detto, prende l'azoto atmosferico, che è assolutamente inutilizzabile da parte della pianta, e lo rende immediatamente disponibile lì dove serve, nella foglia, sotto forma di azoto ammoniacale, che è una forma di azoto da un punto di vista energetico più energeticamente favorevole per la pianta, quindi è molto veloce da organicare in aminoacidi e quindi poi proteine. Questo è un vantaggio per la pianta. Questa relazione con il batterio ha 2 vantaggi per la pianta. Innanzitutto il batterio utilizza una fonte di carbonio
che è uno scarto per la pianta. Il metanolo non ha alcune attività o funzioni per la pianta, ma è solo uno scarto. E il secondo è quello di dare azoto in una forma estremamente utile e efficiente. Quindi la pianta ha poi la possibilità di utilizzare energia e risorse energetiche per attivare tutta una serie di vie metaboliche secondarie ed essere quindi anche più pronta a reagire agli stress biotici e abiotici che avvengono durante la stagione. Vediamo alcune esperienze, alcune prove fatte nel corso degli anni. Quest'anno abbiamo sperimentato Methylobaccterium su 5 vitigni diversi in giro per l'Italia e abbiamo ottenuto un aumento medio produttivo del 6,5%. Non solo però quantità, ma anche qualità. Questa è un'esperienza fatta in Germania nel 2021 su vitigno Riesling. Si è preso mezzo ettaro trattato con Nutricia N, PVCH 55 e mezzo ettaro non trattato, e si è andato a verificare come variabile l'APA, quindi il contenuto di l'azoto prontamente assimilabile nelle uve, e verificando come l'applicazione con Nutricia N abbia effettivamente aumentato l'azoto prontamente assimilabile, e questo è un vantaggio importante da un punto di vista enologico per poi avere quindi l'inizio, lo start delle fermentazioni in cantina più rapido, senza dover ricorrere esageratamente a degli starter, prodotti starter. Altre esperienze sempre nel 2021, siamo in Italia a San Vito al Tagliamento, su Pinot Grigio. Abbiamo avuto e confermiamo le risposte sia in termini quantitativi sia qualitativi, in quanto c'è stato, grazie all'applicazione di Nutricia N, un aumento in termini di produttivi, tonnellate ettaro del 3,5%, ma anche un aumento del grado Brix, proprio perché la pianta è stata più portata a utilizzare in una maniera efficiente l'azoto che era direttamente disponibile nelle foglie, avendo quindi un metabolismo secondario molto più efficiente e vigoroso. Quindi questo per ricapitolare un pochettino i benefici che porta Nutricia N. È l'unico azoto fissatore che agisce nelle foglie, quindi là dove l'azoto serve, migliora l'efficienza metabolica della pianta, aumenta la produzione e migliora i parametri qualitativi dell'uva. Chiudo con il posizionamento di Nutricia N durante la stagione, a fianco a tutta una serie di nuove soluzioni che il Corteva Biologicals porta sulla vite. Queste sono alcune soluzioni sia di nutrizione speciale sia di biostimolazione, che hanno azioni sia fogliare che radicale, quindi stiamo parlando di soluzioni per il post raccolta fino ad andare alla maturazione e alla raccolta. Io con questo ho concluso e credo anche. Grazie.